Allora, Ballotta, voi invece che cosa avrete? Se lo ricorda, perché poi c'è No, ancora... ci ricordiamo sì, perché proponiamo proprio da 3 anni in questa occasione una festa assieme a Giro Gustando che noi chiamiamo Fuoco, Fiamme e Spiedo. Allora, io già 3 anni fa ho tirato fuori il vecchio spiedo di Ballotta che era stato messo via già nel 1970 e l'ho aggiornato e rimontato su un mezzo carretto che ogni volta che io ne faccio uso lo tiro fuori, lo metto davanti alle persone eccetera, quindi si parte tutto che la serata anche per, così, per inebriare, che adesso autunno la mia sarà giovedì, giovedì 5 scusa, per inebriare l'autunno un po' umido e fresco, è tutta improntata sul fuoco, quindi abbiamo lo spiedo fuori che lentamente... Allora, giovedì 3 dalle... ottobre, che non Sì, svegliamo la data, giovedì 3 ottobre, attenzione. abbiamo il fuoco, lo spiedo che lentamente cuoce la carne e nel frattempo noi prepariamo, finché ospitiamo i nostri clienti, un buffet dove anche lì prepariamo qualcosa alla fiamma, qualcosa fatto sul fuoco, sulle braci eccetera. Entreremo in sala solo per mangiare un stupendo cacciucco preparato appunto da chi ospitiamo noi, che è Il ristorante Nitens di Viareggio, Lucca, sì, quindi Paladini, caspita, sì. anche lì. Paladini è un grande cuoco, fra l'altro lui è il responsabile, mi pare, per Viareggio di Confesercenti, quindi è anche una persona che anche lui sta vicino al Giro Gustando. Durante questa performance dell'aperitivo antipasto fatto con le fiamme c'è uno spettacolo di fuoco, ci sarà addirittura un artista che ha messo a disposizione Confesercenti che preparerà un quadro formato da fuoco che poi resterà da Ballotta una volta spento, accompagnato dalla musica del sax della scuola non riesco mai a dire, perfetto, di Padova. Allora quello sarà un bellissimo spettacolo a tema fino alle 9:30 di sera, appunto per questo vi dico improntato sul fuoco. All'interno serviremo questo cacciucco toscano e a seguire la grande carne dello spiedo preparata lentamente già fin dalle 4 del pomeriggio. Che carni saranno? Saranno le carni di corte. Io ecco, recupero qui delle... propongo sempre le nostre cose, quindi la faraona, il galletto, il coniglio, il maialino dei colli, quindi un misto di carni di corte. Sempre dentro, dopo vengono servite ai tavoli. Servite dentro, dopo del cacciucco. Alla fine si riuscirà per un altro spettacolo di musica e avremo il dessert, quindi ancora qualche dessert con la fiamma, la frutta fresca e servita a spicchi, preparata. Lì noi siamo vicini a Luxardo, quindi serviamo tutto con il maraschino di Luxardo, il sangue morlacco eccetera. Caspita, anche lì un bel menù. È una buona serata, ben impegnativa, ben piena, insomma impegnativa, e vi ripeto che facciamo una grande promozione assieme ai miei colleghi, con 35 euro è proprio l'assaggio importante. Assolutamente. E anche il vostro invece punto di forza come trattoria che cos'è? Anche il baccalà, se non sbaglio, perché non siete anche confraternita? Certo, noi ospitiamo, siamo la sede conviviale della confraternita della Gallina Padovana e la confraternita del baccalà alla Cappuccina, che è stato formato 2 anni fa da un gruppo di appassionati padovani e che vede ogni anno la finale del Festival Trivento del Baccalà, lì ospitato da me, da Ballotta, dove partecipa anche Mario Di Natale, già da 3 anni, anche lui, bella manifestazione. Quella sarà il 4 dicembre. Ancora c'è è un'altra manifestazione che facciamo assieme ai ristoranti del nord-est, siamo anche lì una trentina di ristoranti che propongono il baccalà in varie maniere. La peculiarità di Ballotta è i prodotti tipici locali, cioè noi diciamo che spingiamo molto sui prodotti famosi a chilometro zero, quindi le paste fresche, le zuppe, i risotti come si fanno lì in terra nostra, le carni di corte. E quindi anche qui la valorizzazione del territorio, insomma, quindi rivisitare la cucina, riproporre le ricette, viste in un'ottica importante. Certo, insomma. Non dimentichiamo i nostri vini dei colli che negli ultimi anni che si sono valutati tantissimo e quindi il fiore d'arancio famoso che ha sortito degli effetti. Vero, che serviremo di sicuro quella sera con il dessert, ma non solo, i bianchi e i rossi dei colli ugani che serviremo a tutto pasto. Perfetto, anche questo molto allettante.
Allora, beh, insomma, sono degli stimoli che sono colti comunque dai ristoratori, quindi è piaciuta l'iniziativa? Certamente, Piace? devo dire che il chilometro zero abbia portato anche all'estero con No, Fabio. dai, cioè cosa avete fatto? Recentemente siamo stati in Polonia a Avete portare fatto- proprio questa esperienza, perché loro volevano conoscere un po' come valorizzare i prodotti del loro territorio attraverso la ristorazione, e abbiamo avuto anche questa esperienza di questo, diciamo così, scambio di buone pratiche anche a livello internazionale. Chissà mai che poi un giorno Girogustando non diventi un Girogustando europeo in qualche Ah beh, modo. assolutamente, E perché diciamo, il cliente gradisce questi stimoli. sì, il cliente gradisce questi stimoli, ed è anche un'opportunità di promuovere il nostro territorio fuori dalla nostra regione. Infatti. Quello che si diceva prima, da un lato si possono, come dire, recepire alcune, come diceva lei, alcune cose Segreti, legate alla sì. cucina, dall'altro lato però significa anche portare fuori il nostro territorio nelle altre regioni. Ma infatti c'è un altro aspetto che è interessante, curioso. Per esempio la cucina magari siciliana, più o meno tutti la conosciamo, sappiamo perché viene proposta, la cucina pugliese, vabbè, è facile. E invece quando vai in queste regioni, al contrario, parli della cucina veneta, c'è un po' così moltissime persone assolutamente non la conoscono, ed è un qualcosa che ti lascia un po' così perplesso. Ci vuol dire che noi non facciamo una sufficiente promozione, al contrario della nostra. In realtà abbiamo una gastronomia straordinaria, però noi abbiamo sempre, quando ci sono le bancarelle, i prodotti, e la burrata, e questo, e stato, anche prodotti campani, no? In tutte le salse ormai si conoscono, ma giù non è viceversa. Non arriva, sì, vabbè, il Radicchio di Treviso è l'unico che ha fatto un po' di giri, tutto sommato, ma stop, non c'è altro. È importante invece anche fare il contrario, no? Per modo che qualcuno venga qui e dice, beh, voglio andare in un ristorante perché voglio degustare qualche cosa, no? Cioè, quindi... Sì, credo che l'esempio che veniva fatto prima della pioggia, no? Che adesso c'è la necessità di innaffiare, sia un esempio incalzante, insomma, perché se pensiamo il Veneto è la prima regione d'Italia per indotto rispetto al turistico, turismo, sì. il Prosecco è il vino più venduto in Al mondo. Europa, al mondo, credo, Assolutamente. al mondo. Il Veneto è la prima Assolutamente. regione italiana che esporta, che vende vino, produttrice di vino. È chiaro che, sai, finché l'economia andava a 1000, questi dati bastava raccogliere l'acqua con la Sì, tanto pioggia. che- Adesso invece c'è la necessità di valorizzare magari quei prodotti e quelle eccellenze anche della ristorazione del territorio che hanno la necessità di uscire, diciamo così, Certo. da questo trend, e credo che questa sia un'opportunità interessante, semplicemente anche perché nel momento in cui ci saranno questi scambi, se un toscano viene a Padova probabilmente dice, ma aspetta che vado in Esatto. quell'osteria, in quella trattoria Infatti. che ho conosciuto qui nella mia regione. Oppure cerca quel piatto e dopo Esatto. su internet trova senza dubbio il ristorante, la trattoria che si segnala per quel tipo di preparazione. Cioè, faccio l'esempio, ha detto giustamente caciucco, se poi caciucco, se poi per caso lo doveste mai introdurre nel vostro menù, visto che siete anche poliedrici, uno dice, vai, il caciucco, guarda te, ce l'ha un padovano, lo trova da voi per esempio, no? Quindi anche questa... L'abbiamo fatta l'anno scorso ospitavamo un ristorante di Ponte di Legno, aveva fatto dei gnocchetti particolari, li abbiamo tenuti finché era stagione, quindi fino al periodo di Natale nella nostra carta, comprando il formaggio da loro, servendo una birra che era preparata a Ponte di Legno, quindi l'abbiamo fatta per portare avanti questa ricetta. Carina sta cosa qua, è carina sì, infatti. Sì, quindi c'è questo tema della promozione. L'altra cosa che è comunque positiva e interessante è la rete che si sta creando tra Finalmente i parliamo ristoratori, di rete, infatti. quindi anche la capacità di vendersi assieme, la capacità di proporsi assieme, andare non oltre i essere più, particolarismi. come dire, un uomo solo in fuga alla Coppi, ma essere invece una squadra che propone il territorio, propone i propri prodotti, propone le proprie eccellenze. Benissimo, questa è una cosa molto positiva. Andiamo a vedere altri aspetti più economici. Bisogna affrontare anche quelli. Voi comunque con il CESCOT, poi lei è anche direttore del CESCOT, quindi alla base di analisi di dati di valutazione avete fatto le ponderazioni del caso.
Che cosa ne emerge in questo periodo, tirando un po' le somme da quel che è stato, e in proiezione futura qualora quel punto di IVA dovesse aumentare? Ma a quel punto di IVA abbiamo fatto una stima ai primi di settembre, potrebbe costare a Padova 360 milioni di euro di diminuzione dei consumi. 360 milioni in territorio di Padova? Sì. C'è da Questo paura, punto di IVA si aggancia a un trend negativo. Ma lo Non sono capiscono chi dovrebbe essere addetto ai lavori, ovvero è stata portata questa piccola osservazione ai nostri governanti? Sì, queste osservazioni anche attraverso Rete Impresa sono costantemente portate al governo. E è chiaro che siamo giunti in un momento in cui bisogna in qualche modo mollare la presa, no? Perché se da un lato è vero che i segnali positivi ci sono anche per Padova, sono soprattutto legati alle esportazioni. Per chi ha studiato ragioneria, queste cose qui, no? C'è la classica formulina del PIL, sa che la X delle esportazioni in realtà è un pezzettino marginale del PIL. Se si vuole sostenere la crescita si passa innanzitutto dai consumi, e per sostenere i consumi bisogna liberare le risorse e dare fiducia alle persone. Questo sicuramente non si fa aumentando l'IVA, anche se è di un punto percentuale, ma un punto percentuale che poi trascina con sé anche tutta una serie di negatività legate anche al sentire all'incertezza del futuro. Infatti assolutamente. Ne avevo interrotta, avete fatto questa valutazione, quindi... Sì, questi 360 milioni potrebbe essere l'impatto su una situazione già in negativo, che tra l'altro vede più colpite le piccole imprese, perché abbiamo numeri a 2 cifre di calo delle vendite nel commercio, diciamo così, nel piccolo commercio. Anche la grande distribuzione sta perdendo, ma sta perdendo ad altri ritmi, insomma sta perdendo il 2-3%, mentre appunto per la piccola distribuzione siamo a diminuzioni superiori al 12-13%, quindi questo impatto dell'IVA, oltre alla diminuzione dei consumi, quindi oltre a un effetto negativo che avrà sul PIL, avrà sicuramente anche degli effetti negativi sia sull'occupazione che appunto sulla chiusura delle imprese. Attenzione, siamo molto preoccupati giustamente per casi come quelli dell'Ilva, dove c'è un numero elevato di persone che lavorano in una sola impresa, non si vedono le centinaia e centinaia di persone che perdono il posto di lavoro nelle piccole imprese. Assolutamente, giusto, questo è un dato di fatto reale, perché sono silenti purtroppo, esatto. Cioè silenti per modo di dire, perché in realtà gli effetti li si vedono poi nell'economia. Uno perde il lavoro, non può più andare a mangiare fuori, semplicissimo, e magari non ha neanche il coraggio di dirlo, perché questo è un altro aspetto. Io ho parlato proprio anche di recente, non di Padova, in un'altra regione della Lombardia, un ristoratore mi diceva da noi le cose andavano bene, che moltissime persone hanno perso il lavoro, avevano posizioni anche di un certo rilievo, dirigenti aziendali, di ricollocarsi a 55-60 anni non è facile, però non sei neanche in pensione, e per pudore, per vergogna non lo vanno a dire, semplicemente spariscono. Cioè persone che non ci sono più, spariscono, e entri nell'ombra, ed è tristissimo questo aspetto qui, perché giustamente anche il ristoratore dice: ma io pur di rivedere quel cliente, ma gli do anche la cena così, è un rapporto umano che si è creato, in realtà la persona sparisce e non c'è più, e tu non ti chiedi, è in una situazione di ombra. Questa cosa qua dovrebbe far riflettere, perché anche psicologicamente è pesante, cioè non è tanto l'aspetto economico in sé per sé. Torniamo su questi discorsi e vediamo altre analisi che sono state fatte sempre dalla Confesercenti Cescot dopo la pubblicità.